Buona domenica da Sicilia 24, questi i titoli. Diminuiscono in Sicilia le assunzioni tra maggio e luglio 2023, ma cresce la domanda di professioni specializzate. Nel report Asso Esercenti la difficile ricerca delle imprese. In evaso il 43% delle richieste di lavoratori. Domani a Palazzo degli Elefanti l'insediamento del nuovo sindaco di Catania, Enrico Trantino, dopo la cerimonia l'omaggio alla patrona Sant'Agata. La spiaggia dell'Arenella a Siracusa rischia di scomparire, il litorale sabbioso si è assottigliato di 30 metri a causa dell'erosione costiera. Palermo è tra i capoluoghi italiani dove vengono elevate più contravvenzioni con l'autovelox, introiti crescenti per il pagamento delle multe. Lo spazio secondo Samantha Cristoforetti. A Catania, per ritirare il premio Angelo D'Arrico, l'astronauta racconta la sua vita tra le stelle. Ancora buona domenica, ben trovati a Sicilia 24. In apertura parliamo di lavoro, diminuiscono le assunzioni in Sicilia, ma non tutti i settori segnano numeri in negativo per quanto riguarda il trimestre maggio-luglio. Commercio e turismo offrono buone opportunità con Catania e Trapani che sono in crescita. Uno studio di Asso Esercenti rileva però la mancanza di figure professionali fortemente richieste. Sentiamo. Sono circa 25.000 le assunzioni delle imprese siciliane a maggio. Entro luglio saranno oltre 87.000. Ma a queste cifre, con il segno più fornite da uno studio di Asso Esercenti Sicilia, se ne affiancano altre, meno positive. Il dato viene dal raffronto con lo stesso periodo dello scorso anno. Rispetto al trimestre maggio-luglio del 2022, si rileva un calo di assunzioni del 10%. Il segno meno si registra un po' in tutti i settori, tranne che nel turismo, che prevede 27.000 assunzioni entro luglio, ed il commercio. Le città con maggiori assunzioni, Catania e Trapani. Bene vanno anche l'industria, che nel suo complesso programma oltre 20.000 entrate nel trimestre maggio-luglio, e poi l'agroalimentare, la metallurgia. In crescita anche il comparto delle costruzioni, che registra un più 10,92% rispetto allo scorso anno. Le imprese che si occupano di servizi alla persona cercano personale, ma registrano una flessione del 29% rispetto al 2022. In Sicilia, dove il tasso di disoccupazione è molto alto, sembra assurdo, eppure mancano candidati per ricoprire alcuni lavori. A maggio rappresentano il 43%. Tante le figure di difficile reperimento. In cima troviamo gli insegnanti per la formazione professionale, 86,8%, seguiti dai medici, 79,8%, e poi ancora da tecnici ed operai specializzati. 43% di risorse non reperibili significa che bisogna investire sulla formazione e soprattutto su competenze specifiche, e quindi una politica mirata da parte della Regione per la formazione, anche attraverso l'utilizzo dei fondi del PNRR, che possa portare i giovani a inserirsi all'interno del mercato del lavoro siciliano, che possa portare le aziende a investire anche in Sicilia. Se in alcuni settori c'è una ricerca affannosa di personale, in linea generale c'è una flessione nelle assunzioni in tutte le province della Sicilia. A guidare la classifica in negativo è Palermo, meno 24,3%, seguita a ruota da Enna, Siracusa e Catania, che chiude la classifica con un calo del meno 1,7% rispetto allo scorso anno. Non tutte le città hanno il segno meno. Agrigento con il suo più 9,1 è la provincia che registra un aumento di assunzioni rispetto al trimestre maggio-luglio dello scorso anno. Bene anche Caltanissetta e Trapani. Sono ancora da accertare le cause di un incendio che si è sprigionato ieri pomeriggio a Catania nella casa di riposo, la residenza dei Girasoli in via Galermo. Uno degli anziani è stato trasportato al policlinico per un'intossicazione da monossido di carbonio. 2 le squadre dei vigili del fuoco impegnate per domare il rogo, mettere in sicurezza la struttura e portare all'esterno gli anziani ospiti. Sulla vicenda sta indagando la polizia. Domani a Palazzo degli Elefanti si insedierà il neosindaco di Catania, Enrico Trantino. Subito dopo, in cattedrale, l'omaggio alla patrona Sant'Agata. Emanuela Corsi.
Lunedì 5 giugno sarà il giorno del neosindaco di Catania, Enrico Trantino, che alle 16 si insedierà ufficialmente a Palazzo degli Elefanti a distanza di una settimana dal voto che lo ha visto vincitore indiscusso al primo turno con oltre il 66% delle preferenze. Trantino, classe 63, avvocato penalista, è nato a Catania. Oltre alla sua attività professionale ha sempre coltivato un interesse per la politica, rivestendo durante la sindacatura pogliese il ruolo di assessore. Ma cosa si aspetta la città dal nuovo primo cittadino? Tra le priorità dichiarate c'è la sicurezza. Trantino ha promesso di chiedere al governo l'invio di militari per combattere l'illegalità diffusa in città. Ci siamo già sentiti con il neoeletto sindaco, al quale ho espresso le mie congratulazioni per il successo elettorale e gli auguri di buon lavoro. Sicuramente siamo pronti per una proficua collaborazione nell'interesse della collettività. Anche l'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, che ha seguito con interesse la campagna elettorale, presentando pure un manifesto rivolto ai candidati alla poltrona di primo cittadino, dice la sua su priorità, temi e aspettative. Io credo, che dobbiamo sperare tanto, dobbiamo sostenere e dobbiamo anche dare il tempo, perché i mali di Catania non si risolvono in un giorno. E non dobbiamo dimenticare che la città non la fa solo il sindaco, ma la fanno tutti i cittadini, la squadra di cui si circonderà e anche tutte le realtà, tra le quali la Chiesa, che è chiamata a vivere una grande corresponsabilità al bene comune. L'arcivescovo commenta anche il dato dell'astensionismo a Catania, dove ha votato solo il 52% degli elettori. Non è un dato incontrovertibile, si può cambiare una tendenza, molto dipende da quello che i politici faranno, le amministrazioni faranno e io ho molta fiducia che la lettura di questi dati e la risposta alle esigenze che questa città ha manifestato in vari modi, non ultimo con i cantieri di Catania voluti da un gruppo di cattolici, si raccoglierà la sfida e si daranno delle risposte adeguate. Dopo il giuramento, il sindaco Trantino si recherà in cattedrale per un omaggio alla santa patrona Agata. Domani a Catania, al viale Odorico da Pordenone, in direzione Enesima, riprenderanno i lavori di scarificazione e bitumazione del manto stradale usurato e dissestato in più punti. Gli interventi avviati nei mesi scorsi e già in avanzato stato di esecuzione rientrano nel progetto di messa in sicurezza e riqualificazione dell'intera circonvallazione con il rifacimento e l'asfalto delle due carreggiate, la sistemazione dei marciapiedi con le alberature e la sostituzione del guardrail. Coste a rischio erosione, siamo stati nella spiaggia dell'Arenella a Siracusa dove la costa è arretrata di 30 metri. Lo stabilimento balneare è in difficoltà, montati 200 ombrelloni su 500. Francesco Aloi. L'Arenella prima, l'Arenella adesso, una delle spiagge più belle di Siracusa oggi si presenta così. L'ho lasciata l'anno scorso, bellissima, adesso è deludente, però spero che si possa migliorare. Almeno così mi auguro. Spero che si riprenda un po' più avanti la stagione, per ora è un po' altalenante. Questo lido ogni anno montava 500 ombrelloni, ora ce ne sono soltanto poco più di 200. La costa è arretrata di 30 metri, un grosso problema per lo stabilimento. È una spiaggia che è in movimento dal 4 maggio e non accenna a stabilizzarsi, per cui non ci consente di offrire i servizi che normalmente siamo in grado di offrire. Da questa parte avevamo 15 fili di ombrelloni, in questo momento la situazione è questa, signori. Sono riemessi gli scogli sotto la sabbia, che questi scogli non si vedevano, mancano all'incirca un 4 metri di sabbia a sprofondare. Uno scenario che è sotto gli occhi di tutti. Nelle ultime settimane il mare ha portato via altra sabbia. Meno ombrelloni significa anche meno posti di lavoro. Io mi auguro di riuscire a lavorare con delle risorse perché il delta si riduce a zero. Assolutamente. La delusione si respira anche tra i bagnanti che non si aspettavano tutto questo. Oggi è il primo giorno di mare per noi e ne siamo rimasti sorpresi. È stata una delusione enorme. Speriamo che si metta, che si sistema come l'anno scorso. Secondo Legambiente, negli ultimi 50 anni in Italia sono scomparsi 40 milioni di metri quadrati di spiagge. Un fenomeno, quello dell'erosione costiera, che preoccupa sempre più. Dal 2022 a maggio 2023 già la costa della spiaggia dell'Arenella si era arretrata di quasi 15 metri, ma nei primi 15 giorni del maggio del 2023 abbiamo avuto un arretramento di altri 15 metri. Anche sulle altre parti dell'Arenella stiamo notando l'assenza di spiaggia.
E intanto la Batigia è piena di posidonia, una risorsa per l'ambiente, però poco amata dai bagnanti. C'è anche Palermo fra i capoluoghi italiani dove vengono elevate più contravvenzioni al codice della strada. In questa speciale classifica del Codacons la città è seconda in Italia. L'Associazione dei consumatori si chiede come venga gestito questo flusso di denaro. Manlio Viola. È Milano la capitale italiana delle multe seguite da Roma, ma è Firenze quella delle contravvenzioni elevate con gli autovelox. Sono i dati raccolti dal Codacons delle contravvenzioni 2022 confrontati con quelli del 2021. Dati che mostrano un consistente incremento delle multe e dei flussi di cassa. Fra i 20 capoluoghi che mostrano incassi importanti provenienti proprio dalle multe c'è anche Palermo, che è la seconda nella speciale classifica dell'incremento di queste sanzioni fra il 2021 e il 2022, con un più 164,6%. La prima città di questa classifica è Potenza, con oltre il 200% in più. Nel capoluogo siciliano l'incremento vale poco meno di 16 milioni di euro di cassa in più. Nel complesso il flusso economico proveniente dalle multe a Palermo si attesta a oltre i 25 milioni e mezzo di euro nel 2022 e di questi oltre 4 milioni di euro provengono dalle multe elevate con l'autovelox. Ma se l'incremento può essere in parte spiegato con la fine delle limitazioni dovute alla pandemia, resta da comprendere che uso facciano i comuni di questi strumenti. Numerosi i dubbi del Codacons che tutela i consumatori. Le multe stradali si confermano un tesoretto per i comuni italiani, garantendo alle casse degli enti locali generosi introiti. La ripresa della circolazione delle auto dopo il periodo della pandemia ha sicuramente inciso sul forte aumento delle sanzioni, ma i dati dimostrano come permangono gravi criticità circa l'uso degli autovelox, spesso piazzati sulle strade in modo del tutto scorretto al solo scopo di far cassa e utilizzare gli automobilisti italiani come veri e propri bancomat. Singolare infine il fatto che non tutti i comuni abbiano fornito i dati richiesti relativi a queste multe elevate e ai flussi di cassa ad esse legate. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Eccoci rientrati in studio. Samantha Cristoforetti a Catania per ricevere un premio. La prima donna scelta come comandante della Stazione Spaziale Internazionale ha raccontato la sua vita da Astro Samantha. Emanuela Corsi. Dallo spazio al mondo dei fumetti. L'astronauta Samantha Cristoforetti, prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea e prima donna europea scelta come comandante della Stazione Spaziale Internazionale, è atterrata a Catania in occasione dell'Etna Comics e racconta la vita nello spazio e la sua prima passeggiata in assenza di gravità. La passeggiata spaziale è stata un'esperienza complessa che ho vissuto anche nei giorni successivi, in qualche modo rivissuto, rielaborato anche dal punto di vista emotivo, perché devo dire che lì sul momento, in tempo reale, mentre la stai facendo, almeno per me era la prima, no? Quindi, ero soprattutto concentrata proprio sul movimento, sulla manualità, sul movimento delle mani, sull'essere sicura di agganciare tutti i protocolli di sicurezza. Quindi l'ho vissuta soprattutto come un'esperienza di suprema concentrazione. Il concetto del tempo, ecco, nello spazio cos'è il tempo? Io non ho avuto la percezione che ci sia un modo particolare o diverso di percepire il tempo sulla stazione spaziale. Quello che naturalmente è diverso è che non abbiamo i ritmi giorno-notte dettati dal sole come li abbiamo sulla Terra. Devo anche dire che però anche sulla Terra siamo tutti ormai penso abituati a gestire le nostre giornate in base all'orologio più che all'alba e al tramonto, e quindi questo facciamo. Sulla stazione spaziale abbiamo delle giornate di 24 ore sul tempo GMT, quindi sul tempo di un'ora o 2 ore indietro rispetto all'Italia, a seconda che sia inverno o d'estate. La questione che uno si può chiedere è cosa succede con i ritmi circadiani, perché comunque sono regolati dall'alternanza giorno-notte sulla Terra, e ci fu anche un esperimento, non questa missione ma la missione precedente, in cui misuravano il ritmo circadiano del corpo con un sensore sulla testa e sul petto che misurava la temperatura core temperature, che segue i ritmi circadiani, ed è stato molto bizzarro perché non lo so, avranno avuto una decina di soggetti, 10-12 soggetti, e io ero una degli ultimi, quindi lo sperimentatore era un professore di Berlino, mi ha fatto vedere i risultati alla fine, mi ha detto ma
non so se lo possiamo usare il tuo dato, perché tu vedevi il grafico e tutti gli altri che si spostavano leggermente, si spostavano leggermente in un senso nel loro ritmo circadiano, e io da sola nel senso opposto. A Catania, Astro Samantha ha ricevuto il premio Angelo D'Arrigo, celebre deltaplanista scomparso nel 2006 in un tragico incidente aereo. Stasera alle 20:45 in diretta su Telecolor ritorna Il Punto, l'approfondimento politico curato e condotto da Luca Ciliberti. L'ultima puntata della stagione sarà dedicata all'analisi del voto delle amministrative 2023. In studio tra gli ospiti ci saranno il vicepresidente della Regione Luca Sammartino della Lega, il vice capogruppo vicario alla Camera di Fratelli d'Italia Malleo Messina, il segretario regionale del Partito Democratico Antoni Barbagallo, il leader della Nuova Democrazia Cristiana Totò Cuffaro e il nuovo sindaco di Taormina e il leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca, con i giornalisti Miriam Di Peri di Repubblica ed Elvira Terranova dell'ADN Cronox. Il programma sarà trasmesso anche in streaming sulla Sicilia Web e su YouTube attraverso il canale Sicilia Play. Adesso una pausa e poi lo sport. Eccoci alla pagina dedicata allo sport, parliamo di beach soccer. A Catania sfuma l'obiettivo Supercoppa, ad alzare il trofeo è il Pisa, vince invece il Catania SSD nella prima giornata della Pool Scudetto. Marco Gullà. Si spezzano alla terza frazione di gioco le speranze del Catania, beach soccer che non riesce ad avere la meglio sul Pisa e vede sfumare il primo obiettivo stagionale. La Supercoppa va infatti ai toscani. Sul rettangolo di sabbia della Beach Arena di San Benedetto del Tronto il Pisa ha battuto il Catania per 7-4. Dopo un tempo decisamente equilibrato, la gara è esplosa nel secondo tempo. B. Martins ha portato avanti gli Etnei, ma poi in 2 giri di orologio sono arrivati i gol del Pisa che ha ribaltato le sorti del match. Nell'ultima frazione i toscani hanno messo al sicuro il risultato con 3 sigilli. Il Catania ha segnato poi 2 volte quando però ormai la gara si era incanalata sui binari opposti. Un gioco di intensità, ma in terzo tempo no. In terzo tempo penso che mancava un po' di intensità, ma penso che è inizio di temporada, inizio di giornata. Manca tanto lavoro, manca tanta coisa. Ora na partida seca, pensiamo sempre como partida seca, ma non è nostro pensiero, non è mio pensiero in questo momento. Questo momento è un pensiero di giornata, di campionato. Sempre beach soccer, esordio con vittoria per il Catania SSD nella prima giornata della Pool Scudetto di Serie A in programma sempre a San Benedetto del Tronto. Gara apertissima e incerta fino alla fine. I rossazzurri riescono ad avere la meglio imponendosi nella lotteria dei calci di rigore. È tutto per questa edizione Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona domenica, buona giornata a tutti, al prossimo appuntamento che è alle 14.